Siamo in un luogo straordinario e in un momento speciale. Ricorrono quest'anno, infatti, i 500 anni dalla nascita di Andrea Palladio, riconosciuto come il più grande architetto della storia, e siamo davanti al loggiato di Villa Pisani Bonetti a Bagnolo di Lonigo, riconosciuta come forse la villa, l'opera più importante dell'età giovanile di Andrea Palladio. Una villa che si caratterizza per la sua influenza fortemente romana, dell'epoca romana, e infatti è stato proprio da un viaggio di Andrea Palladio a Roma, e in questo viaggio il grande architetto padovano ha trovato l'ispirazione per realizzare questa villa che, oltre ad essere un luogo straordinario dal punto di vista estetico, rappresenta anche una casa, un edificio rurale in cui attorno alla metà del Cinquecento era rappresentato, attorniato da un'azienda agricola di straordinaria importanza. Nel cucinone di Villa Pisani Bonetti veniamo a conoscere alcuni straordinari prodotti tipici di questa terra. Tra questi ci piace ricordare la soppressa e i salumi vicentini, il provolone valpadana, una denominazione che allarga la sua denominazione fino a questa terra, lo straordinario vino dei Colli Iberici, le eccellenze della distilleria Colla Grappa, ma si tratta di una terra molto importante in grado di dare anche eccellenze olivicole, con un extravergine dei Colli Iberici che continua a crescere in termini di notorietà. Come non sottolineare poi l'eccellenza dettata dagli asparagi leoniceni, e non dimentichiamo che siamo anche in una terra di riso. Questa villa infatti fin da metà del Cinquecento era attorniata da riserie che tutt'oggi mantengono la loro eccellenza produttiva. Chiudiamo questa tavola del giacimento, chiamiamolo così, enogastronomico delle terre vicentine, nelle quali il Palladio potrebbe rappresentare un ambasciatore straordinario, con la giovane denominazione dell'Arcole. Un'eccellenza enologica, rappresenta una delle denominazioni emergenti di questo territorio. «500 anni del Palladio», 500 anni da una villa palladiana, il quale, oltre che essere un grande architetto, era anche un bonificatore, perché prima dell'insediamento della villa studiava il territorio nella sua complessità per l'esondazione delle acque, che poi non avessero dei problemi. Da questi territori è sorta la vigna, è sorta soprattutto una coltivazione che ha avuto una grande tradizione e una grande storia sia nei bianchi che dei rossi. E da questo, comunque, con grande tradizione veneta, il Nero d'Arcole. Il Nero d'Arcole che trova oggi una sua capacità di collocazione nel mercato, in quanto il rapporto qualità-prezzo, come sempre si suol dire, ha una sua efficacia. Infine non dimentichiamo che nell'ambito del cinquecentenario dalla nascita del grande architetto Andrea Palladio, nel territorio della provincia di Vicenza saranno realizzati eventi molto importanti che riguardano sia gli aspetti culturali, architettonici della storia di questo territorio nell'epoca di Andrea Palladio, ma anche eventi straordinariamente interessanti per quanto riguarda la promozione del cosiddetto turismo enogastronomico, e quindi per poter conoscere lo straordinario giacimento agroalimentare di questa terra.